Nuova estate, vecchi problemi. I liquami delle abitazioni e delle attività commerciali della frazione balneare di Agrigento continuano a scaricare nel mare di San Leone. Riecco le prove. Queste immagini le abbiamo registrate questa mattina nella zona di spiaggia alle spalle del piazzale Aster. L'acqua che attraversa la tubatura è maleodorante e termina la corsa in mare. Il problema di questo scarico fognario è stato più volte segnalato e denunciato per tutta la scorsa estate, ma gli enti preposti non riescono a porvi rimedio. E nonostante il pericolo inquinamento del mare di San Leone, il gran caldo ha invogliato tanta gente a riempire le spiagge del Viale delle Dune, spiagge che però non sono del tutto praticabili. Vi sono bagnanti che prendono il sole a stretto contatto con i rifiuti della sera prima. Sulla sabbia i soliti incivili hanno lasciato a marcire bottiglie di birra, alcol, bicchieri di plastica, tovaglioli, fazzoletti ed altri rifiuti. Vi sono anche pericolosi pezzi di vetro. Insomma, uno spettacolo indecoroso per una città che si dice essere a forte vocazione turistica. Il piano stagionale di pulizia delle spiagge non è ancora partito ed allora sono i titolari dei chioschi a ripulire l'arenile di pertinenza. Ma non basta, serve infatti un'azione incisiva di bonifica per rendere le spiagge praticabili. Quelle che vi mostriamo sono purtroppo immagini desolanti che mettono in risalto lo stato di degrado e abbandono in cui versano al momento le spiagge e le zone adiacenti. E in questo tratto di Viale delle Dune la sabbia ha ricoperto il marciapiede e anche il guardrail. Anche qui serve un intervento urgente per liberare il marciapiede da quintali di sabbia e per rendere di nuovo agibile il passaggio delle persone ed il posteggio delle auto. Tra le note positive invece vi è la pulizia del Viale delle Dune.